Cari amici, nel 1762 Alfonso è vescovo di Sant'Agata dei Goti e in questa puntata vedremo i primi interventi finalizzati alla buona salute della sua diocesi. Tali interventi riguardano persone che Alfonso ha particolarmente a cuore, sacerdoti e seminaristi. I sacerdoti erano disponibili a lavorare con il vescovo per il bene del popolo, ma come succede in tutti gli organismi, in tutti i contesti, ce n'era qualcuno poco onesto. Vedremo anche uno squarcio dell'epistolario di Sant'Alfonso, in particolare alcune lettere inviate al suo fratello Don Ercole. E venim a qualche uosso tuosto che ti diceva, assicurannate che dinta sta storia non voglio aggiungere manca nogna e fatte che conto o padre t'annoia. Chi scriveva che la città di Sant'Agata era una mappa di virme e questo veniva a dire che gente, prievete, muonici, nobile e vasciamana, uomini e femmine, non marciavano a dritto. E sentono poco che succedeva. Ci stavano canoniche dove scuvate che a tant'anni si teneva per cummare dinta casa sua una femmina. O belle zi canoniche apparteneva a una famiglia prepotente e si faceva forte do fatto che tenevano frate canoniche con maisse che mano a Monsignore Danza aveva sempre fatto tutte le capa sue. Alfonso operai più una volta e con tutte in maniera può far tornare in coppa via buona, ma non ci fu niente a fare. Questo non lo pensava proprio. Per giunta s'arrareva e un vescovo vecchia e umile e pensava che nessuno ce la poteva fare con questo. Dicevo o Galluzza, sì con me non ci ha potuto fare Monsignor Danza, che tenevano frate che ero presidente do Sacro Consiglio do Re, fiorda tu che può fare Monsignore dei Liguori. Alfonso omitai più una volta a mangiare con isso, ma niente. O canonico o pigliava pure a mala parola. Che lo Sant'Omme e Alfonso, noi giorni, si buttai in terra innanzi a essa, cacciai una crocifisso a pietta e dicette, figlio mio, se non lo vuoi fare per il vescovo che tiene innanzi, fallo per questo Gesù Cristo crocifisso, che è morto per te in coppa una croce. Ma pure che sto parlando, non lo facette cagna capo. Se fosse stato tu, che avesse fatto? Mo ti dico quello che facette Alfonso. Prima però ti voglio parlare di una bella galletta di Castellammare che incontrai Monsignore dinta la diocesi. Gesteva a Muiana un chiero che metteva lo scuorno in faccia a chiesa. Questo, che si chiamava Peppe De Luca, a parecchio non cammava più come una buona cristiana. Sa faceva dintre e taverna, portava pistole e scoppette e ne aveva fatte tutte i colori. O Monsignore Danza l'aveva fatta arrestare e poi o mannai all'asilio. Con tutto questo chierica addiventai ancora più guappa e o nome suo faceva paura alla gente. Pure con questo, Monsignore, facette tutto per far tornare in coppa a buona via, ma fui tutto in vacante. Alfonso, con questi due bricconi, non ne potette più. Facette sapere la cosa al re. Questo là per là comandai o capo della galera di Montefusco
e l'arrestò. Prima fu arrestato canonico e un giorno appresso Chieracuzza, come lo chiama padre Tannoia. Co canonico gli è fornì che cagnai capo. Co chierico non sapemmo a fine che facette. Sti due fatti facettero trasino poche paure d'into Piet e ati prievete che pensaino buone e lassà a via malamente. Pure i nobili e gentiluomini e sant'Agata s'abbuscaino una bella lezione a parte Monsignore, perché pure loro non ammarciavano a diritto. Insomma, Monsignore non sparagnava a nessuno. La vita di alcuni membri del clero, descritta dal padre Tannoia, è sconcertante. Indubbiamente essa è una testimonianza che la Chiesa è peccatrice. Allo stesso tempo Sant'Alfonso non ha taciuto, ha fatto di tutto per contrastare condotte non confacenti alla morale cattolica. Questa è una delle situazioni che, se male gestita, mette a rischio la salvezza dell'anima di un vescovo, evenienza apertamente temuta da Sant'Alfonso. Nata cosa che facetta Alfonso appena trasute dinta la diocesi, fu ch'el e si stimai cose do seminario, cose che non ghevano. A prima scevita fui per giovane. E seminaristi non gestevano, si è per questo, ma buona parte non erano buoni, o perché tenevano qualche accusarella che non gheva, o perché non erano fatte posturie. Facette Monsignore un bello scarto. Ma gesteva ancora la fame, e stavolta non erano le persone, ma era la fravoca che non gheva. All'occhio Alfonso, seminario, non pareva una casa e studia per giovane, ma una galera bella e buona, una galera a dove scontare e pena. Lo spazio era poco e mancava l'aria. A stagione i seminaristi morevano i caveri e patevano i pizzichi e non cuovano i muschilli e altri animali. Alfonso facette venire a Napoli due architetti del re, Pietro e Salvatore Cimafonte. Con questi si storiarono le prime cose a fare, allargare le camere e far pigliare più aria, a rapennare le finestre. Ma dopo questo, Alfonso risolvette e butta tutto in terra e a cominciare a capo una fravoca nuova. Questa, però, non ha potuto avere fernote. Intramente pensava a fravoca, mettette mano e regola che i seminaristi avevano a rispettare e aggiustare di cusarella così. E a sapere che dentro il seminario, a fuori a quelli che faticavano là dentro, gestivano i seminaristi, certi giovani sant'Agata che studiavano là e dormivano a casa loro, i professori, i prefetti e il rettore. Che i seminaristi avevano visto lo scarto che facette Alfonso, che i giovani sant'Agata che studiavano che i seminaristi, Monsignore dicette che sto fatto non sapeva fare più. In verità, o fatto pareva una cosa buona, ma essa diceva, sti giovinotti servono solo a portare masciate e fogliette a nascuse ai seminaristi. E chi sto fatto è un pericolo per i seminaristi e pure per i giovinotti fuori. I professori erano prieveti e facevano lezioni dentro il seminario, perché Alfonso non abbadava a spese e se scegliette i meglio che gestivano e voleva istruite
ma specialmente e vita santa. E i profeti guardavano i seminaristi e non ce ne stava uno per ogni camerata. Erano prieviti pure loro, ma qualche volta erano seminaristi più grossi. Sto fatto non piacette a Alfonso e lo vai a mezza stusa. Poi, Monsignore, mettette un profeta che era capo e tutte i profeti e so scegliette come volevisse. O rettore erano previti che teneva il governo di tutto il seminario. Alfonso trovai a Sant'Agata un rettore che era un sant'uomo, ma vecchio assai, con più di un'ottantina d'anni. Non volenne la cagnà, o l'assai addosteva, ma le mettette a zicca come aiuto un padre domenicano che era assai istruito e uomo Dio. Monsignore pensai pure al guardaporta. Voleva che fosse una persona con l'occhio aperto e timorata di Dio. E diceva, se per noi la morte arriva per la finestra, dentro il seminario trase per la porta. Insomma, come potete capire, Alfonso ci teneva assai per i previti e per i seminaristi. Teneva mente a che mangiavano i seminaristi e se le battaglie erano tutte roba buona e ha preparato a mestiere. Essa diceva che già è poca la roba che dammo a sti giovani e facciamola mangiare magari con piacere. Sapete, un giorno, che il cuoco del seminario non valeva tanto. E beh, Alfonso dicette monzù suo e fa vedere al lato cuoco come sa da cucinare a mestiere. Poi, ogni tanto, faceva preparare le sfogliatelle a questo monzù e ne mandava una per ora ai seminaristi. E per fare queste sfogliatelle e ati d'orge, Monsignore si faceva la provvisione e zucchero a fere e salierne. Comprensibile l'attenzione che Sant'Alfonso ha dedicato al seminario ed ai seminaristi. L'uno e gli altri costituiscono il cuore della diocesi e il nostro santo ne era convinto. Alfonso dedicava molto tempo alle udienze, alla scrittura dei suoi libri ed alla corrispondenza che aveva sempre una finalità pastorale che è la salvezza dell'anima del destinatario. Alcuni brani di corrispondenza col fratello Ercole, che nel mio libro sono scritti in napoletano e che ora vi leggerò, ci mostrano un santo che pensa molto a Dio, ma che conosce bene le cose del mondo. Io saccio che non ti posso contare a una tutte le fatte e quando Alfonso era vescovo a Sant'Agata, ma ti volessi contare invece, fra tanti fatti, una cosarella per dentro, a così, scegliendola a piacere mio. Ti voglio contare certi consigli che Alfonso scrivette al frate Don Ercole. Chiste era rumase vidolo e facette dicere a Alfonso nu pare messa per issa e nato pare per buon'anima da mogliere, donna Rachela Liguori. Alfonso rispondennela per lettera e sapendo che se voleva insurare perché non teneva figlie, le diceva: va raccomanda e vi pigliare una buona giovane, che non ha da essere una capallerta. Scrivette proprio da così. Voi, ho sapete, tenete una certa età e si va pigliate troppo giovane che le vo sta sempre a Napoli e vo fa ogni sera conversazione,
dinta a casa sua o dinta a quelle late. E se voi non l'accontentate, che le fa pressa a trovare, come succede oggi a Napoli, un Don Pippetto o un Don Fricchine che fa o zezza e che viene a trovare fino a dinta a casa vostra. E a così, essa non vi può vedere e voi o la vita in chiudere dinta un monastero o la vita stanguitata con la coscienza. Perciò, sentite a me, vi conviene da scegliere un poco più vasce e nobilitate e più scarse da rarità, e così state a macare con l'anima più acquietata. E dicite subito a essa e a tutti i parenti suoi che non siete amanti da conversazione e de feste. E dopo ciò, quando vi sarete sposate, pensate a portare sta moglie vostra a Marianella, mezza a campagna, e tenetela là, a lungo. E dinta un'altra lettera scriveva ancora o frate. E vi raccomando, mo che state soli, vedete levare miezza e serve troppo giovane, perché o demonio e con l'occasione vicina tremarria pure io e carè. Potete dire a questa che vi pigliate un'altra volta dopo sposato. Intramente Don Ercole pensava a se sposare, tuzzoliaia a sacca Monsignore, volendo a rete qualche sorda che essa non ci aveva mise per spese da consacrazione do frate. Alfonso le rispondette: e voi mi cercate sorda a me, io volevo a voi, ha già fatto tante spese e tengo 400 ducati riebete. Don Ercole, senza oraia, senza i soldi d'Alfonso, con donna Marianna Capuano Orsini. Monsignore fu assai contento che sta scevata do frate. Donna Marianna era una femmina nobile e devota. Alfonso non getto matrimonio e Don Ercole, che sapendo già come pensavo frate, non manca omitaia. E siendo reale che Monsignore facette a sposa, le facette oriale che facette Berta a nipote, no quadrattielle con una fiura stampata da Maronna. Don Ercole, assai contrariata, mannai arredo quadretto. Alfonso non se ne apprendete e dicette: essa si è pigliata collera, eppure io, e che si credeva da me? Io tengo tanta paziente, ma paziente, che si muore ne fame. Forse qualcuno si meraviglierà e non converrà con l'atteggiamento di Sant'Alfonso verso i parenti. Ma come vedremo, la sua è una convinzione radicata su insegnamenti evangelici. Mo tu, sentendo sti fatti, potrai dire: ma che maniera è che stai trattando i parenti? E allora, se vogliamo parlare, rapimmo libero. Alfonso, dinta la vita sua, ha voluto che queste facessero pure i padri, e studenti, e novizie, e fratelli della congregazione. Non ha mai voluto avere a che fare con i parenti, se non per cose che portavano bene l'anima a loro. Per tutto il resto, i parenti erano come se non ci stessero. Alfonso non getta o matrimonio do frate, non getta a trovare o padre morto. Quando io a Napoli dinda 30 anni e si aiuta in coppa a casa do padre una volta sola. E questo fu io quando è a trovare la mamma che stava morendo. Sempre a Napoli, i padri tenevano una quartina proprio in coppa a Achille Don Ercole. I padri lo chiamavano Ospizia
e serveva a loro perché li voti che avevano a fare qualche servizio a Napoli. E beh, da tant'anni e per tutte le volte che è stato a Napoli, Alfonso non è sceso mai sotto a trovare un frate. Una volta che con un padre trovai la porta d'ospizio inserrata, si fidai a aspettare, mangiando pane e frutta, mezzo e grade, e non scennero a casa del frate. E tu potessi insistere e addimandare, e perché tutto questo? La risposta è il cane. Alfonso pensava che chi vuole fare una vita per il Signore ha da lasciare tutto, parenti, casa, amici, ha da essere liberi di pensare solo bene all'anima sua e dei cristiani che il Signore le vuole consegnare. Così termina questa puntata. Nella prossima ci occuperemo di una gravissima circostanza che funestò la diocesi di Sant'Agata ed altre diocesi limitrofe, una terribile carestia. Arrivederci alla prossima puntata.